Bene, benvenuti amici di mattoscacco.com. Oggi vediamo la peggior partita di scacchi che si possa giocare. Si tratta essenzialmente di una delle prime mosse che si impara quando si inizia a studiare scacchi seriamente. E questo tipo di successione di mosse prende anche il nome di matto dello scolare o più volgarmente matto dell'imbecille. Perché? Perché essenzialmente il bianco, anziché fare le mosse che diciamo sempre noi, quello di spingere i pedoni per controllare il centro, sviluppare i propri cavalli, eccetera, eccetera, niente di tutto questo, perché gioca mosse insensate, come per esempio F3, ma andrebbe benissimo anche F4. Perché queste mosse sono un po' particolari, nonostante esiste come apertura, l'importante è che poi questo pedone F4 venga sostenuto almeno con un cavallo F3, con lo sviluppo d'alfiere e con un arrocco il prima possibile. Perché se il nostro avversario, andava bene anche E5 come gambetto, inizia invece a svilupparsi muovendo il pedone di uno davanti al re, libera la scia dell'alfiere e della donna, mentre essenzialmente il bianco che cosa ha guadagnato? Nulla. Quindi è già, diciamo, già uno svantaggio in termini posizionali. Se poi si commette l'errore di spingere anche quest'altro pedone, siamo alla seconda mossa, qui c'è subito il matto. Donna H4 e il re non può andare da nessuna parte, non può andare in F2 perché sarebbe sempre sotto scacco, non si può proteggere, non può interporre nessun pezzo fra i due, ed è scaccomato. E sinceramente, giocando contro qualche mio amico, qualche volta mi è successo di farlo. A colori invertiti come sarebbe? Beh, il bianco intanto si sviluppa sempre per prendere il centro. Qui magari c'è un pedone in G5, noi ci sviluppiamo sempre per prendere il centro con D4 e allo stesso tempo sviluppiamo l'alfiere che andrà a prendere questo pedone. Se il nero dice cavoli andiamo a difendere questo pedone tramite F6, beh qui c'è ancora nuovamente il matto di donna in H5. Quindi come vedi questo tipo di matto lo si può fare con qualsiasi colore, col nero è più veloce perché si fa solo una mossa, col bianco comunque arriviamo alla fine, all'inizio della terza mossa che abbiamo dato matto. Ovviamente si può giocare solo se il nostro avversario gioca male e muove i due pedoni più deboli di tutto lo schieramento. Perché questo pedone F7 è difeso solo dal re e questo pedone in G7 è vero che è difeso solo dall'alfiere, ma se lo andiamo a spingere soprattutto di 2 anziché di 1, se lo andiamo a spingere di 1 andiamo a creare il solito fianchetto, una struttura piuttosto forte, ma nel momento in cui lo si spinge di 2 bisogna fare molta attenzione. Ci sono alcune varianti, alcuni gambetti che fanno spingere questo pedone di 2 e li ho anche giocati in passato, ma devo dire per esperienza che non sono i più forti. Eccolo qui, per esempio, dopo questa situazione, una delle trappole che può succedere, ma se il bianco è un attimino sveglio non se ne accorge subito, è questa, fa bene, ok, possiamo andare a prendere la qualità, però poi ci troviamo in una situazione comunque non troppo felice, ecco. Bene, spero di essere stato d'aiuto e di avervi fatto fare 4 risate con questa partita. Ci vediamo nel prossimo video.